Settimo Open internazionale di scacchi Dioscuri, Memorial Filippo Vetro, una settimana dove i migliori giocatori di scacchi saranno presenti qui ad Agrigento con un ricco e variegato programma. Eh sì, quest'anno la settimana scacchistica agrigentina ha previsto all'interno una combinata tra mare, scacchi e cultura. Iniziata ieri con la proposta di una simultanea, cioè un GM che parteciperà oggi alla manifestazione, ha sfidato contemporaneamente 20 persone, ottenendo un buon risultato. Oggi quindi va al via la settima edizione dell'Open internazionale, i Dioscuri, Memorial Filippo Vetro. Filippo Vetro è un estimatore del gioco degli scacchi agrigentino. In questa manifestazione parteciperanno un po', ecco, saranno presenti un po' il panorama scacchistico internazionale. Abbiamo la presenza dei giocatori provenienti dall'Ucraina, dalla Russia, dal numero 3 dell'Ungheria, che è la testa di serie in assoluto del torneo. Presente Irina Sudakova, o la campionessa russa. Ecco, un variegato programma, ecco, possiamo proporre agli agrigentini. La manifestazione poi proseguirà nei giorni seguenti, di particolare spicco attività collaterali come un primo torneo amatoriale scacchi sotto il Mandorlo, che sarà sempre presso la Valle dei Templi, quindi presso l'Hotel della Valle, il 9 e il 10 di agosto, e concluderemo il tutto anche con un torneo per i bambini il 10 mattina, sempre all'Hotel della Valle.